Giornata del ricordo anche al Martin Luther King di Favara. I ragazzi hanno voluto ricordare le tante vittime barbaramente uccise dall'esercito jugoslavo di Tito. Per l'occasione alcuni ragazzi delle classi terza e quarta B e terza H hanno preparato un DVD dal titolo Mai più foibe. Presente all'incontro ovviamente, oltre ai ragazzi dell'istituto, il preside Giuseppe Salamone, nonché l'ex preside della stessa scuola Carmelo Pecoraro e il professor Domenico Svettini, testimoni della terribile tragedia che si è verificata durante quei giorni. Sono stati tempi durissimi che nella mia memoria sono ancora oggi molto vivi. In particolare la conquista, diciamo, dei partigiani di Tito di tutta l'Istria. Praticamente la vita per gli italiani divenne impossibile e tutti gli italiani di Rovigno, diciamo il 90% della popolazione italiana, dovette abbandonare l'Istria e Rovigno. Non abbiamo potuto portare con noi niente, quindi ci hanno ridotto proprio con quello che avevamo addosso e basta. Pur di salvare la pelle siamo scappati. Naturalmente, così come c'è stato giorni fa il giorno della memoria, è giusto oggi ricordare tanti istriani, tanti dalmati, tanti italiani che furono vittima della Jugoslavia e soprattutto dei comunisti jugoslavi. Purtroppo sono cose assai gravi, cose assai spiacevoli, cose però che i ragazzi devono conoscere in maniera tale che possano formarsi un'idea per quanto possibile sopra le parti. Grande la partecipazione dei ragazzi. Tramite e attraverso il ricordo noi possiamo capire qual è stato il dramma di queste persone e fare in modo che queste cose non possano avvenire mai più nel corso della storia e naturalmente conoscere queste cose anche per capire, perché attraverso la conoscenza si possono abbattere le barriere dell'odio, della violenza, del razzismo e di quanti praticamente fanno delle atrocità nel corso della storia.